Buongiorno a tutti, cordialissimo, ringrazio il professor Vacca dell'invito, per me gratissimo. Ecco, non vi tedierò tantissimo perché naturalmente non ho cose importanti da comunicare come quelle che aveva il professor Vacca. Io devo dire che è una cerimonia significativa per questo, perché suggella un po' quella che è una collaborazione tra la Brigata Sassari e le istituzioni, in questo caso le acque della Sardegna. Diciamo che le forze armate negli ultimi tempi hanno un po' modificato, anzi direi sostanzialmente modificato quello che è il loro ruolo e il loro compito. Quindi dalle guerre in armi si sono trasformati in uomini che svolgono missioni all'estero, missioni di pace per comporre situazioni difficili o per prevenirle, e anche sia sul territorio nazionale che all'estero, anche per portare il loro aiuto a popolazioni che ne hanno bisogno, anche in caso di calamità. La Brigata Sassari, poi, come diceva il professor Vacca, ormai è talmente radicata nel territorio sardo che effettivamente c'è un legame strettissimo. Io qualche settimana fa ho partecipato ad una cerimonia di intitolazione di una piazza in un comune della provincia di Oristano alla Brigata Sassari. Questo è il segno dell'attenzione che il territorio rivolge alla Brigata Sassari. E devo dire che questo progetto, fatto in sinergia tra l'ENAS e la Brigata Sassari, è un progetto importante, un progetto che prevede un miglioramento di quello che è la distribuzione idrica in un territorio come quello dell'Afghanistan, che ha tante situazioni di criticità tuttora, e quindi è un segno importante che sia la Sardegna che l'Italia dà a queste popolazioni che ne hanno bisogno. Quindi un grazie per l'invito, ecco, cedo la parola, un saluto anche a tutti i sindaci che vedo numerosi. Cedo la parola, grazie e buona prosecuzione.